Il Signor gli disse a Mosè: Va, partis di colì, tu e il popolo che tu has fatto saltar fuori de terre dall'Egitto, e va vers de terre che urai giurata a Abram, a Isaac e a Jacob di daure, alla loro generazie. O manderai il mio agnul denan di te, e o fasarai fuori i Cananeos, i Amoreos, i Itis, i Perissis, i Eveos e i Jebuseos. Va su, te chiere, la cascorin arius la temil, ma io non vignerai gran con te, che non mi vegni sulla tentazione di fatti fur per viaggio, perché che tu sei un popolo dur di capile. Quando al sentì che sti speraulis duris, il popolo al fase corot, e nessun non mette in torsi nessune bielisie. Allora il Signor gli disse a Mosè: Disi ora ai figli di Israele, Watris o sei un popolo dur di tiaf. Se io venis con te, magari un lamp sol, io ti fajarei sfur. E comò, tire via tutti i corais, cosa io c'è che hai di fatti. Perché gli israelis, de mondi orebinca, non portare in plui corais. Mosè altioleve la tende e le plantave per lui fuor dal campamento, lontan. I mette non tende de convigne, e tutti che avevin di fevelà col Signor, alevin de bande de tende de convigne, che era fuor dal campamento. Ogni volta che Mosè alliesive viers de tende, tutto il popolo allievava su, e ognidun si metteva sulla porta de sottende, e altinive di voli Mosè, fin tremai che era rientrato de tende. Ogni volta che Mosè allientrava te tende, la colonna di nul e venive giù. Si fermava sulla entrata de tende, e il Signor al fevelava con Mosè. Tutto il popolo alviodeva la colonna di nul ferme sulla entrata de tende, e tutti aievava in su, e si buttava in quella muse partiere, ognidun denande sottende. Il Signor al trattava con Mosè muse a muse, precis che un uomo al discor col suo amico. Poi al tornava al campamento, ma il suo famiglia Giosuè, figlio di Nun, un fantaciut, al stava sempre dentro te tende. Mosè i fevelava il Signor così: Viotmo, tu mi disis, me ne su che stai int, e non tu mi fasis sapere se tu vigneras con me. Tu vevis pur dit, io ti conosco per non e ti hai aggrato. Se allora tu mi hai aggrato, mostrimi la tua strada, in modo che ti conosci, e coseppi che tu mi has di buone bande. E tenga mens anche che spopul, che è la toglier nassie. E il Signore rispondè: O vignerai io in persone, e ti lascerai polsà. Disse al Mosè: Se non tu venis tu in persone, non sta neanche famiglia su medici. C'è mod varessio di far sapere che tu mi hai sagrato, me e il mio popolo. Dome, se tu veniras su con noi, nomo. Dome così io il tuo popolo sarin a parte di tutti i popoli di questo mondo. Il Signore disse a Mosè: O fasarai anche mo ciò che tu mi hai detto, perché che ti hai aggrato e ti conosci per non. I disse: Mostrimi per piacere la tua gloria. I rispondè: O fasarai passare innanzi di te tutto il mio splendore, e o nomenerai innanzi di te il nome del Signore. Io i perdonia di quel che vuoi perdonai, e o aidul di quel che vuoi vedul di lui. Ma però, dissal, non tu puedis viodi le mie muse, perché l'uomo non può viodimi me e resta in vite. Il Signore alzontà: Vecchi un pues donde di me,
tu resteras sulla crete. Quando passerà la mia gloria, io ti metterai in tune fressure, decrete, e ti tapponerai con la man, finché mai che non sarai passato. Subito dopo, o tirerai via la man, e tu potrai sviodimi in schene, ma la muse non tu puoi sviodime.